Allora, voglio il video velocissimo, no? Vi lascio questo video, ve lo farò uscire alle ore 20, non lo so nemmeno io a che ora lo devo fare uscire questo video. Allora, forse alle ore 20 e 30, non lo so sinceramente quando spaccima devo fare uscire questo video. Però iscrivetevi al canale, vi dovete iscrivere al canale perché oggi abbiamo patito come dannati. Questo è un video prima di andare al lavoro, perciò mi sono rimessa la maglietta nera e mi sono vestito un pochino più scicchettoso, no? Allora, a parte questo. Allora signori, qui sta nascendo il motto: il Napoli gioca male, a culo vince. Benissimo. Io ci tengo a precisare questa cosa. Ma quando abbiamo preso Antonio Conte, l'avevate capito che non avevamo preso Luciano Spalletti o Maurizio Sarri? No. L'avevate capito? No, perché secondo me non l'avevate capito, perché secondo me vi aspettavate il calcio champagne. Non è questo. Conte non lo farà mai il calcio champagne. Conte farà il gol e poi si difenderà. Però Cristi Dio, Antonio, te lo dico a te specialmente. Però bello frate mio, non è che noi possiamo patire così in casa con il Lecce, che facciamo lo spaccimma di 1-0 e poi ci chiudiamo dietro. No, non lo puoi fare, perché così ci mangia il manicomio, perché mitica se io Lecce segnava su quella punizione inventata dall'arbitro, con Mamattiva no, oggi. Come la volevi chiamare questa partita? La disgrazia di Lukaku che si mangia 2 gol davanti porta. Mannaggia, io quando vi dissi, verrà Lukaku e va benissimo. Con Conte sarà tutta un'altra cosa, invece mi pare di no, perché si è mangiato 2 gol a porta vuota, allucinante. Però quando sento dire il Napoli ha vinto a culo da molti youtuber qui su YouTube, e lì mi girano i coglioni, perché io dico, ma la partita l'avete vista? O avete visto 1-0 e ha fatto video? Ma il Napoli soffre, il Napoli non attacca, e però questo mi aspettavo di più. Il Lecce aveva perso 6-0 e poi proprio per questo che la partita di oggi era più complicata rispetto alla partita della Fiorentina. Proprio per questo. Poi vi ricordo, a Lecce stava pure in 10 uomini. A parte questo, si sono difesi in 24, in 22 si sono difesi oggi. Pure chi era la panchina all'improvviso sono entrati in campo. Dici no, oggi tu non segni. Poi si è messo pure l'arbitro in mezzo. Però vabbè, il Napoli la sblocca con Di Lorenzo, secondo gol. Krstovic che sta sempre in terra a lamentare, sta ancora lì che si tocca quei cazzo di piedi. Vabbè, tralasciando questo. Allora, io però, mannaggia la buchi, perché io poi mi incazzo, no? Quando sento dire, ma il Napoli no, oggi non ha fatto niente. Il Napoli oggi ha fatto il 65% di possesso palla, il Lecce l'ha lasciato palleggiare gli ultimi 10 minuti. Vabbè, tutte le occasioni del Lecce sono venute tutte su azione di contropiede sul Napoli. Vabbè, poi a parte questo, mo fatemi un attimo riprendere fiato. Il Napoli non so quanti, ne c'ha buchino, aspettate. Perché poi mi incazzo, no? Ne c'ha Marina, Arostocca, diretta.it, fammi fare una cosa, per sfizia, no? Perché poi io mi incazzo, io non mi dovrei incazzare, perché il Napoli ha vinto, dovrei essere felice, però quando sento queste cose, statistiche, il Napoli aveva un XG di gol previsto 2.40, 65% di possesso palla, 24 tiri, 8 a porta, 7 tiri fuori, tiri fermati 9, 7 punizioni, 16 calci d'angolo e un fuorigioco che è stato quel fuorigioco che poi hanno dato a Di Lorenzo sul gol. Cioè, questi sono numeri da squadra che non ha giocato a calcio, perché poi troviamo possesso palla il 35% del Lecce, 11 tiri a 2, tiri fuori 4, tiri fermati 5, punizioni 13, calci d'angolo 5. Cioè non ha fatto un cazzo in poche parole, In poche parole il Lecce non ha fatto nulla, si è difeso per 78 minuti finché 73, per l'esattezza 73 minuti, fino a che non segnava Di Lorenzo. Voi mi volete spiegare una cosa? Perché io poi mi incazzo, io mi incazzo sulle cagate, perché lo so che uno non si dovrebbe arrabbiare per il calcio. Però, Cristi Dio, tu vedi che Ngoggi oggi non ha giocato benissimo, a parte le sue cose l'ha fatte Ngoggi. Ngoggi le sue cose l'ha fatte, diciamo così. Mi sta ritornando la dermatite, perché mo mi sto alterando, capito? Quindi quando sono incazzato mi gratto. E non lo dovrei fare, però io è troppo godurioso, mi dà quella sensazione nel cervello che dici continua proprio di fa male. A parte questo, tu lo sai, no? Che tu hai visto che Ngoggi non ha niente subito Politano.
metti subito Politano. Neres secondo me farà meglio nel secondo tempo, quando entra a 20 minuti dalla fine. Quegli altri sono stanchi. Chi si botta la palla innanzi e sfonda la porta. Lukaku, ma ce l'ho con te. Noi non ti vogliamo dare addosso tutte le volte, tutte le partite a calla. Però amico mio, facci sto piacere. Ma quando c'hai quelle palle lì davanti, quelle le devi buttare in porta, amico mio. La prima è stata clamorosa, bello rofrata. Però noi abbiamo sempre criticato la Juventus di Conte, di Allegri, vincono 1-0 a fatille sguarrate. Però ora va bene, perché ce l'abbiamo noi Conte, o bello e chi se no, modo nemmeno lui. Quindi quello che fa va tutto bene. Però io vi vado a scitare un poco. Non ci potete far patire così. Poi non riesco a concepire. No, vabbè, noi siamo diventati quello che era la Juventus di Conte dei 3 scudetti di fila. E va benissimo, non me ne frega niente perché, come dici, no? Col minimo sforzo arriva il massimo risultato. E va benissimo. Però io non mi posso avvelenare il sabato che mo oggi è faticato. Non mi posso avvelenare un sabato così perché se il Lecce segnava e faceva l'1-1, là se ne cadeva lo stadio. Là se ne cadeva lo stadio, parrucchino, tu non lo trovavi più. Dammi e tu il parrucchino non lo trovavi più. Neapolis, ma tu ti lamenti, stai al primo posto? Sì, ma non me ne frega niente che stai al primo posto, perché mo martedì si vede come hanno fatto Napoli. Martedì primo Napoli di che pasta è fatto, vabbè. Guardate, è una cosa allucinante, criticare il Napoli dopo una sconfitta. Penso di averlo fatto pochissime volte, però credetemi, queste sono cose che secondo me aiuteranno, no? L'ambiente, il coso, perché poi non ci dobbiamo nascondere dietro a un dito. Il Napoli ha giocato male? No, non ha giocato male. Ha giocato meglio rispetto all'Empoli, meritava di vincere 3-0, sì, però un po' di cattiveria, Lukaku, un po' che cattiveria, un po' che cazzim. Conte, hai fatto l'1-0, non ti buttare in difesa, bimbo mio, perché se lo facciamo a Milano, che tu segni un gol e poi ti butti dietro, va a finire a schifio, va a finire, perché sai pure tu che va a finire a schifo. Lo sai pure tu che va a finire a schifio a Milano se facciamo una partita così, difensiva. Pure con l'Empoli abbiamo fatto gol, mettiti dietro, dove ci mai ripartenza? No, ti supplico. Per il bene di tutti quanti, di noi tifosi, per i fegato, di noi tifosi napoletani. Cerchiamo di dare un minimo di gioco a questo Napoli e Lukaku, buttala dentro. Penso che è una pucchiacca muglierde, no? E tu dici stasera mangia fa una pella, la butto dentro. Ecco, fai così. Fai come se che la porta fosse la pucchiacca muglierde. Sfondala in tutti i modi possibili. Noi godiamo con te, non ti preoccupare. Se tu la sfondi, noi godiamo con te, caro Romelo. Non ti preoccupare, però non è che arriva lì, mi sei musciata. No, questo no, caro Lukaku, no. Questo no, ti supplico. Detto questo, iscrivetevi al canale. Sempre e comunque Forza Napoli. Ciao io.